Eccoci, buongiorno a tutti. Partiamo con l'intervento conoscersi per scegliere percorsi orientativi. Lascio subito la parola al professor Quaglia per l'introduzione a questo meeting. Grazie. Buongiorno a tutti i colleghi che sono online con noi in questo momento e do il benvenuto all'ispettrice Laura Donà dell'Ufficio Scolastico Regionale e alla collega Elisa Conforto che coordina il COSP di Verona, il Centro per l'Orientamento Scolastico e Professionale, che ha a Verona una lunghissima tradizione, ormai possiamo dire, parlare quasi di 40 anni di tradizione del COSP, quindi una grande collaborazione con la scuola, con il sistema anche territoriale di Verona. Conoscersi per scegliere. Un titolo che mi piace moltissimo e che risponde a un modo di concepire l'orientamento né come convogliamento né come fondamentalmente semplice proposta informativa. Un momento quindi di progettualità soggettiva, personale, e per vivere insieme con i ragazzi una riflessione sul loro futuro. Credo che sia molto interessante sottolineare come negli ultimi anni siamo passati da un concetto, diciamo così, cronotopico dell'orientamento in entrata e in uscita a un concetto invece qualitativo, un orientamento informativo che è fondamentale per conoscere le proposte del territorio, un orientamento formativo per una riflessione profonda sulla progettualità personale e quello che abbiamo chiamato anche orientamento operativo, cioè le esperienze di anticipazione dei percorsi, di conoscenza di cosa può accadere nelle superiori per i ragazzi del primo ciclo e anche con l'università a Verona abbiamo attivato da diversi anni il progetto Tandem. Quindi sono forme per le quali l'orientamento non è semplicemente un momento, un'occasione, ma può essere calato nella anche profilatura dei percorsi scolastici, quindi si parla anche di didattica orientativa. Io lascio all'ispettrice Donà e alla professoressa Conforto la parola e auguro a tutti voi buon lavoro, buon ascolto e in bocca al lupo anche per uno, speriamo, eventuale ritorno in aula. A presto e grazie a Michele Zavatteri che coordina la regia tecnologica per regolare. Bene, grazie. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Sì, bene, sì. Io posso rimettere le slide, bene, se la regia me le inserisce o devo inserirle io? Intanto grazie, le lanci pure. Inserisco io? Sì. Bene. Allora, si vedono? No? Arriveranno perché avevamo messo il professor Quaglia in primo piano. Appunto, devo ricondividere lo schermo. Sì, certo, sì. È meglio che io ricondivida lo schermo. Grazie. Ok. Ok. Benissimo, lanci pure. Okay, Perfetto, a posto, buon intervento. Bene, allora intanto buongiorno a tutti i partecipanti a questo webinar e un ringraziamento particolare a Stefano Quaglia per questa gradita presentazione, perché era una presentazione già di indirizzo sul tema, su questa tripartizione dell'orientamento informativo, formativo, operativo. Poi ieri, se Stefano è ancora con noi, si parlava anche di orientamento vocazionale, ok? Quindi avremo modo di trattare questi temi nel corso del webinar. E insieme a me partecipa anche Lisa Conforto del COSP di Verona, che si succederà alla mia comunicazione, che grosso modo durerà massimo 25 minuti come tempo. Vediamo di riuscire a stare in questo tempo perché il materiale che ho predisposto è molto, ma non preoccupatevi che poi farò una selezione ed eventualmente, se non ci dovessero essere delle domande, mi augurerei che ci fossero, perché potremo essere sia io che Lisa più vicini a voi e alle vostre esigenze. Eventualmente potrò commentare meglio alcune parti delle slide che poi comunque metterò a disposizione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale. Stiamo decidendo se metterle dentro alla sezione Job Orienta o se a una sezione dedicata, questo ve lo saprò dire. Allora,
Detto ciò, il titolo l'abbiamo ideato io e Lisa, Conoscersi per scegliere percorsi orientativi alla luce delle linee guida, perché sappiamo tutti che in generale, se io devo scegliere una qualsiasi cosa, in questo momento parlo in generale, occorre che io abbia un minimo di conoscenza per poter scegliere bene. Se non ce l'ho, come dire, mi affido alla fortuna e al caso, che per carità capita, però no, nello stesso tempo non è come dire, la soluzione migliore, quella del caso della fortuna, quando ci sono scelte molto importanti. Allora, come vedete qui, ho messo dal Sabatini Coletti, quindi sono andata a smobilitare il dizionario della lingua italiana, il significato di orientamento e di orientare e orientarsi. Cosa significa orientare? Avviare i giovani verso una scelta, indirizzare qualcuno verso un obiettivo. Orientarsi, capire in quale modo sia meglio procedere, cioè indirizzarsi verso qualcuno, verso qualcosa. Quindi l'azione dell'orientare è quella che facciamo come adulti, in questo caso come scuola, l'azione dell'orientarsi è invece quella che fa il singolo studente. Quali sono le azioni da considerare? Allora, alcuni stimoli: partire dai soggetti, aiutare a guardare intorno a loro stessi, il cosiddetto orientamento informativo, informarli in modo neutro, tra virgolette questo neutro, perché chi di voi ha partecipato al Salone dell'Orientamento di Verona, che io ho contribuito a proprio far nascere e che Laura Parenti, di cui non finisco mai di ringraziarla, mantiene insieme anche con il COSP, ha come caratteristica proprio questa, cioè un'informazione neutra, cioè non di marketing, non collegata a accalappiamo studenti perché ci servono per tenere in piedi una scuola, ma diamo informazioni realistiche di che cosa offre un percorso, se parliamo della prima scelta, o di un percorso universitario ITS Mondo del Lavoro nella seconda scelta, in modo neutro, cioè senza essere di parte. Accompagnare alla riflessione e alla pianificazione, far emergere desideri e interessi. Tutte azioni che sono importanti per questa azione duplice dell'orientare e dell'orientarsi. Quindi non lasciare la scelta al consiglio di altri o alla moda del momento. Faccio questo esempio perché qualche anno fa, per la verità, adesso con il Covid le mode si sono completamente diciamo modificate, c'è stato un periodo che gli alberghieri avevano un grande boom. Perché? Perché da noi in Italia essere chef significava avere un successo garantito. E poi cosa scoprivamo? Che molti di questi studenti avevano scelto per moda, non perché questo tipo di percorso fosse, come dire, connaturato alle inclinazioni proprie o ai desideri propri. In questi casi capite che poi uno si deve elaborare un fallimento, perché comunque è un fallimento o comunque un errore, e le cose in questi casi diventano più complesse. Quindi non lasciare la scelta al consiglio di altri o alla moda, raccogliere le informazioni di cui si ha bisogno e imparare a ordinarle con il tempo necessario, concentrarsi sui desideri e sulla loro realizzabilità, senza dare troppo peso a elementi secondari come la vicinanza alla sede o la ricerca di un'occupazione sicura. Cioè quello che noi diciamo sempre, Elisa poi lo probabilmente sosterrà, è quando ci dicono: bah, io scelgo quella scuola lì perché è quella più vicina, o scelgo l'università di Padova perché abito vicino a Padova. Per carità, sono scelte che oggi con la pandemia, la difficoltà di mobilità hanno un loro peso, ma sono elementi secondari. Questo va detto quando noi svolgiamo azioni di orientamento e di didattica orientativa, cioè non è quello l'elemento prioritario. L'elemento prioritario è che cosa ti piace fare, che cosa desideri. Perché l'altra questione molto importante quando si sceglie un qualche cosa è avere successo e non avere fallimento, ricordiamolo. Allora, aspetti da porre nella progettazione di una decisione: favorire processi riflessivi sulle aspirazioni mediante queste domande chiave, che sono poi domande vecchie nel senso che non hanno nulla di novità, ma che sono quelle cruciali. Cosa ti piace? Cosa sai fare?
Come impari? Sono più una persona che impara con molti supporti visivi, uditivi, oppure sono uno che mi piace leggere e da lì mi faccio le riflessioni, sono uno tenace oppure sono uno molto veloce, mi piace arrivare subito al risultato, quindi mi stanco nelle attività troppo concettuali, eccetera. E che cosa vuoi? Ti sai cosa vuoi vuol dire mi sento di impegnarmi oppure ho anche tanti altri interessi e quindi voglio un impegno che sia a metà, eccetera. Aiutare a tollerare l'incertezza. Posso trovare quello che cerco, ma anche posso adattare le mie scelte a ciò che realmente incontro. Faccio questo esempio che ci è capitato qualche anno fa. Parliamo della prima scelta. Degli studenti volevano a tutti i costi, provenendo dalla scuola media indirizzo musicale, andare al liceo musicale, ma il liceo musicale ha un tot di posti che non sono tanti, quindi si sono trovati alcuni di questi studenti a non essere ammessi al liceo musicale perché c'era un surplus di domande. Abbiamo fatto un lavoro, all'epoca io coordinavo l'ufficio orientamento PCTO all'ufficio scolastico di Verona, abbiamo fatto un lavoro io e Patrizia Nerman che mi collaborava proprio per far emergere in questi ragazzi qual era un'altra scelta che poteva essere confacente ai propri desideri e quindi sostenere questi studenti nella seconda scelta introducendo l'elemento della musica come un elemento aggiuntivo. Faccio un esempio che in questo caso quindi occorre tenere anche presente che alcune volte possono esserci dei limiti sui propri desideri, per cui tirare fuori anche i desideri meno evidenti ma che possono comunque essere desideri. Un altro aspetto, il confronto con i genitori, i professori e gli amici. È molto importante, ma come confronto, non come potrei dire condizionamento. E questo è un aspetto veramente molto, guardate, importante, parlo ai docenti, perché voi a scuola avete la possibilità di essere neutri. Il genitore non è neutro con il proprio figlio, perché è il proprio figlio e quindi ha un codice affettivo, inevitabilmente è condizionato ad una idea di figlio ideale, è normale. Gli amici talvolta, se sono dei veri amici e in questa fascia di età non è proprio facilissimo riconoscere i veri amici, hanno gli elementi della competizione che può in qualche maniera o della eccessiva o del possesso che possono condizionare le scelte. Vieni con me perché staremo bene insieme, ma quel vieni con me staremo bene insieme è collegato al bene dell'altro o al bene di se stesso? Cioè, ecco, questi sono degli aspetti sui quali far riflettere. Quindi un docente, in teoria, dico attenzione, in questo caso non voletemene a male, in teoria perché il professore che dice allo studente sei molto bravo in francese, pardon per i docenti di francese, ma è un esempio che prendo, quindi tu dovresti fare il docente di francese. Fa un'azione scorretta, analoga a quella dell'amico che vuole il compagno per sé, perché pur essendo giusto dire tu vai bene in francese, questo è corretto, guarda che in questo tipo di disciplina vai molto bene, tienilo presente, già delineare la propria strada perché il professore così dice tu sei proprio adatto a fare la strada che ho fatto io, faccio un esempio, è un indirizzo condizionante non neutro. Così pure supportare l'inserimento dei desideri nel proprio progetto per il futuro è un altro genere di attenzione, cioè se tu hai un desiderio che è in realtà irrealizzabile o vuoi fare una cosa dove oggi le prospettive occupazionali, poi ce le dirà bene Elisa questo discorso, sono come dire al di fuori della realtà concreta, va detto allo studente guarda che tu hai un desiderio sul quale troverai molte difficoltà per poi concretizzarlo. Lo puoi seguire, però che tu abbia questa consapevolezza, cioè portare in progettazione gli elementi della realtà. Ancora, non spaventatevi da questa slide grande che cioè molto piena, quindi ho voluto riassumere qua come è importante veicolare le informazioni. Quindi con i passaggi 1, 2, 3, 4, 5 ho un po' messo in pianificazione quali sono gli elementi chiave per
svolgere un orientamento informativo che sia in qualche maniera fondato. Ho anche messo nel punto 2 e nel punto 3 alcuni siti al punto 2 per la prima scelta e al punto 3 per la seconda scelta. Come prima scelta intendo dire il passaggio, la scelta del percorso dalla scuola secondaria di primo grado al secondo grado o IFP, la seconda scelta intendo il post diploma. Ancora un altro elemento importante anche da fornire agli alunni della scuola secondaria di primo grado sono le indagini di mercato, cioè comprendere cosa cerca il mercato del lavoro oggi, quali competenze possono essere più utili per risultare competitivi nelle professioni di interesse. Qui vi ho messo alcuni siti, ma ieri il direttore Palumbo nelle diverse call dove si è succeduta ha anche messo in evidenza come sia molto interessante andare a vedere il rapporto The Futures of Jobs della World Foundation proprio del 2020, perché ci sono delle ulteriori nuovissime studi su che cosa potrà fornire il mondo del lavoro anche a seguito della recessione del Covid-19. Quindi se volete curiosare nel mondo del lavoro ho inserito qui alcuni dei siti interessanti, vedi la città dei mestieri, il quadro dei titoli, i servizi, sul quale andare a capire il contesto in cui certe opportunità professionali hanno più probabilità di svilupparsi. Ieri nella tavola rotonda, dove c'era anche Lisa con me e io coordinavo solo la tavola rotonda, il presidente di Unioncamere di Vicenza ricordava anche il rapporto Excelsior, per esempio, sulle professioni in evoluzione, che qui non ho messo, ma che è un altro strumento interessante. Ancora sul lavoro, la mobilità è molto importante, è un valore e chi la pratica guadagna. Non esiste più un solo lavoro, ma più lavori nel corso della vita. Sappiamo poco sulla predittività delle occupazioni future, sappiamo che sicuramente il digitale e il green, cioè la sostenibilità, sono due settori che saranno quelli della generazione che abbiamo adesso, ma su questo non anticipo perché c'è Lisa che farà tutto un discorso sulle generazioni molto interessante e che contano comunque le competenze più che titolo di studio. Questo anche ieri la referente di Confindustria che era presente al nostro tavolo, sembra che faccio la pubblicità di ieri ma è collegata, diceva come nel mondo degli imprenditori cercano le competenze di resilienza, le competenze critiche e le competenze specifiche di tipo formativo sono sì una parte, ma rappresentano il peso di un terzo, ecco, no? Rispetto a ciò. Allora, io adesso ancora, vero Lisa, ho 5 minuti ancora se non sbaglio, sì. Vado veloce perché ho tutta una sezione che semmai mi riservo di lasciare discorrere solo, che è quella istituzionale e qui avevo messo su campo le competenze ricercate dal mondo del lavoro e qui vi ho messo un pentagono, no? Dove sono presenti tutte le competenze che vengono richieste nel mondo del lavoro ma che sono anche perseguite nelle università, quindi flessibilità, disponibilità, motivazione, spirito di iniziativa, conoscenza delle lingue straniere, capacità di analisi e capacità di trovare soluzioni innovative, capacità di lavorare in gruppo, capacità di lavorare in un contesto multiculturale, eccellente preparazione accademica rispetto ai tempi di laurea, oltre alla votazione integrata. Quindi questo pentagono l'ho preso da un sito di una università, di un ateneo, ecco, per darvi l'idea. Qui avevo messo il sistema scolastico italiano mettendovi in rilievo per la prima scelta che cosa succede e qui avete l'organigramma con l'unico chiamiamolo errore o refuso di questo quarto anno IFP e ITS perché non corrisponde al 19° anno di età ma di fatto è successivo diciamo non si trova, il quarto anno si trova qui però uno termina il quarto anno non a 19 ma a 18 anni, ecco. A parte questo
questo è più un organigramma di carattere tecnico per voi docenti, perché i docenti di scuola secondaria di primo grado, ma anche della secondaria di secondo grado, non sempre presi giustamente dall'attività di aula, conoscono tutto il sistema ordinamentale. Sappiamo per esempio che pochissimi dei docenti conoscono gli istituti tecnici superiori, che sono invece oggi molto importanti come possibilità alternativa ai percorsi di istruzione universitaria. La seconda scelta, ecco, qui avevo messo che cosa succede se scegli l'università, e qui trovate, no, dopo l'università abbiamo anche gli ITS, l'alta formazione artistica, l'AFAM, le scuole superiori per mediatori linguistici e così pure come funziona l'università e la formazione post laurea. Questo perché agli studenti, quando gli si dà una informazione di carattere neutra, va detto: tu inizi l'università, questo è il percorso che hai davanti, fai l'ITS, questo è il percorso che si prefigura, perché uno può dire: io voglio finire prima. Grazie a Lisa che mette l'ITS Academy, intanto vedo, questo è il percorso che ti si prefigura, quindi se tu hai voglia di entrare presto nel mondo del lavoro, puoi anche decidere di fare un percorso diverso che non quello universitario, oppure puoi fare la laurea breve all'università, fare poi l'ITS per esempio, no? Cioè puoi combinare il tuo progetto di percorso professionale in modo, come dire, personalizzato. Quindi le questioni su cui riflettere, qual è lo scenario di riferimento sulla gestione della prima transizione, che vuol dire la prima scelta, quali strumenti normativi regolano il tema dell'orientamento nel primo ciclo di istruzione, quali sono previste e attuate nelle scuole autonome. Ancora, quali strumenti normativi regolano il tema dell'orientamento nel secondo ciclo di istruzione, quali azioni sono praticate e praticabili nelle scuole secondarie di secondo grado. Ecco, io direi che con le ultime due slide che mostro mi fermo qui, poi lascio la parola a Lisa ed eventualmente tutta la parte che avevo messo invece sulle linee guida nazionali, se abbiamo delle domande che la chiedono come approfondimento, ve la mostro in battuta successiva. Quindi la prima scelta a 14 anni è complessa per l'età in cui avviene, tutti lo stiamo dicendo, perché è un'età molto anticipata, se volete, no? Per poter dire quali sono i miei desideri su un futuro in cui entrerò nel mondo del lavoro, se mi va bene, dopo i 23-24 anni di età, se mi va bene, per il continuo mutato contesto delle occupazioni e del valore dei titoli di studio. Cioè dicevamo prima, non sappiamo oggi ai ragazzi che abbiamo, parlo nella scuola primaria, che lavori avranno, cioè non lo sappiamo neanche noi quali, sappiamo i settori dove sicuramente avremo bisogno di occupazione. Quindi la scelta dei percorsi avviene riferendosi alle indicazioni delle famiglie, seguendo suggerimenti e suggestioni dei compagni, considerando le proposte della scuola. Quindi qui volevo aggiungere come il consiglio orientativo che la scuola secondaria di primo grado fornisce, se ben costruito, rappresenta un riferimento neutro importante sul conoscere, sulla restituzione allo studente di una fotografia di come funziona a scuola, quindi contribuisce al conoscersi. E deve contribuire al conoscersi più che contribuire all'orientare, quindi esattamente all'opposto da cui invece la norma talvolta lo ancora. E per riflettere, è la penultima, coloro che hanno un livello socio-economico elevato considerano il lavoro come un mezzo di autoespressione. Coloro che hanno un basso livello socio-economico considerano il lavoro come un mezzo per guadagnarsi da vivere. Ecco qui questi spunti qualitativi sul concetto di lavoro, perché le famiglie che hanno all'interno il livello socio-economico alto o socio-economico più basso, capite che hanno dei riferimenti che forniscono anche ai loro figli molto diversi sul concetto del lavoro. E ancora per gli studenti di prima secondaria di secondo grado, il lavoro è un mezzo per ottenere dei risultati specifici come del denaro o ciò che serve per sopravvivere, e ritengono che esso sia una necessità
più che un modo per esprimere se stessi e realizzarsi. Io mi fermerei qui, spero di essere riuscita a fornire questi due concetti chiave. Uno, è importante focalizzare l'attenzione come scuole nel piano dell'orientamento a un orientamento informativo neutro, che però sia sufficientemente esaustivo, sia nel caso della prima scelta, sia nel caso della seconda scelta. Due, che è molto importante prevedere delle azioni di carattere formativo di didattica orientativa. Questa parte ovviamente non l'ho trattata, l'avrei trattata nella seconda area di slide, ma insomma ci saranno altre occasioni, perché la didattica orientativa permette meglio di mettere in campo riflessioni e azioni di conoscenza di sé e di conoscenza dei percorsi. E infine, molto rilevante è anche svolgere quella che viene appunto chiamato l'orientamento operativo, cioè fornire servizi affinché gli studenti di terza media, intendo terza media in modo semplice, o della quarta, quinta, secondaria di secondo grado, possano accedere a open day, informazioni, siti, per farsi meglio un'idea di come andare a incrociare i loro desideri e le loro competenze. Allora, grazie, lascerei la parola a Lisa, spero di non avere, ho debordato qualcosa, ma insomma sono stata abbastanza nei tempi, tolgo la condivisione dello schermo e lascerei la parola a Lisa perché ha un discorso molto interessante giusto sulle generazioni. A te la parola. Sì, grazie. Allora, condivido anche uno schermo che così possiamo seguire magari con più facilità. Si vede? Credo di sì, giusto? Sì, a posto, grazie. Ok, grazie. Buongiorno a tutti intanto, benvenuti e ringrazio Laura appunto di questa opportunità, insomma, di poter seguire questo webinar insieme a lei. Io darò un taglio rispetto a quello di cui parlava prima appunto la professoressa Donà, legata alle generazioni. In questo momento è un tema di cui si sente parlare e come insegnanti, come educatori, come comunità educante, credo sia importante capire che ci sono grandi differenze, grandi diversità rispetto alle generazioni precedenti. Questo perché sostanzialmente l'idea è che prima di tutto, provando a contestualizzarvi questo argomento, in questo preciso momento la scuola, gli enti locali o comunque tutto quello che può essere un contesto organizzativo sta tentando di orientarsi, di lavorare verso questi obiettivi comunitari. Sono 17 obiettivi proposti dall'ONU che valorizzano moltissimo quelle che sono le progettualità, parliamo all'interno della scuola, ma ovviamente anche in un contesto molto più allargato e di sistema che è parte integrante, diciamo così, di tutto quello che vediamo. Io non mi soffermo su questo perché so che insomma ci sono seminari dedicati proprio agli obiettivi 2030, però vi invito davvero a guardarli, a leggerli magari anche insieme ai vostri studenti, perché troverete davvero degli spunti molto interessanti di riflessione. Arrivando al tema della generazione, quindi insomma provando a darvi prima di tutto una definizione, almeno per circoscrivere l'argomento, ho provato a metterne una, in cui, provando a leggerla insieme, l'idea è che generazione si definisce quando gli eventi e le condizioni sociali che ciascuno di noi vive negli anni della sua formazione, di solito la fase adolescenziale all'incirca, contribuiscono a determinare chi siamo e come vediamo il mondo. Il risultato di questi eventi e condizioni è l'adozione da parte di ogni generazione di una sua propria personalità generazionale. Perché ho scelto questa definizione? Perché si parla anche di una fase adolescenziale, che è quella
o poco più avanti, insomma quella in cui noi vediamo maggiormente gli studenti, no? I ragazzi a scuola prevalentemente. Quindi, come dire, in questa particolare fascia di età, in questa particolare epoca, diciamo così, di vita, loro maturano, crescono, ma vanno anche a consolidare, diciamo così, una formazione o comunque una condizione che poi si porteranno per tutto l'arco della loro vita. Quindi, come dire, è un tempo che non si dimentica mai e che condiziona anche le fasi successive appunto della vita stessa. Come si definisce una generazione? È un intervallo temporale, dura una quindicina d'anni mediamente. Possono esserci degli scarti che vanno da 3 a 5 anni, però mediamente si definisce una generazione in 15-18 anni. Le generazioni in giro per il mondo hanno caratteristiche simili, quindi i ragazzi che vediamo crescere in questo momento da un punto di vista generazionale sono molto simili a dei ragazzi che crescono in altri contesti e in altri paesi. Chiaro che non può essere la stessa cosa, infatti si parla di caratteristiche simili perché poi sappiamo che il contesto insomma fa la sua parte rispetto a questo. E all'interno comunque della stessa generazione gli individui comunque mantengono una loro unicità, quindi per provare a inquadrarvi il tema generazionale. In questo momento dove ci troviamo? Ci troviamo di fronte ad una generazione Z e a una prossima generazione che è già definita alfa. Già queste due giovanissime generazioni presentano caratteristiche tra di loro molto diverse, ancor più diverse dalle generazioni precedenti. Quindi abbiamo una generazione alfa davanti, quindi per capirci i bambini, attualmente i più grandi in questo momento di questa generazione si trovano alla scuola primaria, ok? E c'è tutto da scrivere in un certo senso rispetto a loro, ma si cominciano già ad osservare dei comportamenti, per esempio. Abbiamo davanti a noi, quindi stiamo lavorando probabilmente come insegnanti, come educatori con la generazione Z, quindi quei ragazzi nati tra il 95 e il 2010 indicativamente e che quindi sono in questo preciso momento comunque in una fase di scelta, cioè i più piccoli stanno entrando alle scuole medie, i più grandi probabilmente sono da poco usciti da un percorso universitario, da poco entrati appunto nel mercato del lavoro. Dietro a queste due generazioni più recenti abbiamo i millennials, ok? La generazione X o la generazione perduta, così definita anche, i baby boomers e poi andando indietro altre persone, insomma, più anziane. Perché è significativo confrontare queste generazioni? Perché nel momento in cui abbiamo un'analisi di quanto è avvenuto nel passato, possiamo anche comprendere come poter agire nel futuro. Quindi sono elementi assolutamente importanti per riuscire a rispondere anche in modo strategico ai ragazzi e ai bambini che in questo momento conosciamo e con i quali insomma condividiamo qualche momento della giornata. Partiamo da un gioco perché qualcuno più saggio di me diceva che giocando si impara di più, per cui vi invito a fare questo gioco. Potete collegarvi a questo sito che è menti.com. Se avete vicino a voi un telefono cellulare potete utilizzarlo per fare una ricerca da telefono oppure potete aprirvi un'altra pagina web, quindi possiamo collegarci in 3 modi. Quindi collegandovi al sito menti.com e poi vi chiederà un codice e lo vedete in sovraschermo, oppure posso copiare e incollare, lo faccio subito, questo link, o ancora più comodo se volete potete inquadrare con lo smartphone il QR code e atterrate direttamente su questa pagina. Io cambio la condivisione e vediamo che tipo di risposte abbiamo. Eccolo qua, perfetto.
metto in presentazione, quindi in diretta vediamo chi risponde, quindi chi è nato tra di voi tra la generazione X, quindi i nati tra il 65 e il 79, chi è nato prima, diciamo così, del 64, chi è nato tra l'80 e il 95, provi a rispondere. C'è un'altissima percentuale di Z, quindi immagino studenti che ci stiano seguendo in questo momento. Bene. Se c'è anche qualche magari adulto, insegnante tra di voi, ovviamente vale che rispondano anche loro. Però abbiamo davanti a noi, Laura, soprattutto studenti in questo momento, pare, da quello che... Bene, quindi meglio che mi sono fermata perché la parte dopo mia sarebbe stata più per gli insegnanti. Ok, lasciamo ancora qualche secondo se volete rispondere, però questo gioco, diciamo così, ci aiuta, non potendovi vedere né io né Laura, ci aiuta un po' a capire comunque chi abbiamo davanti, per cui insomma è un modo per avvicinarci anche se vogliamo. Quindi direi che la maggior parte di chi sta seguendo questo incontro, appunto, immagino possano essere studenti. Benissimo. Terminiamo un attimo, poi se avete voglia comunque di continuare a rispondere potete farlo, quindi possiamo continuare con questo gioco e provo adesso a descrivervi quali sono le diverse caratteristiche appunto generazionali. Cambio di nuovo la condivisione, quindi esco da qua. Dopo ce la fai vedere alla fine? Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Per capire perché effettivamente c'è da dire o sono tutti studenti oppure i professori non intervengono, ecco. Ma qualche insegnante mi sa che c'era, perché poi se ho visto qualche lancio di pallina anche sulle generazioni prima, però poi sì, lo guardiamo alla fine, per cui se avete voglia di continuare a rispondere va benissimo. Se hai fatto caso, chi ha risposto sulla generazione Z è stato velocissimo, per Sì. cui il tempo di risposta è stato veramente rapido. Come sono loro, come sono loro. Esatto, arriviamo proprio a questo. Quindi che cosa caratterizzano le diverse generazioni? Se partiamo dai boomers, cioè coloro nati tra il 46 e il 64, sono diciamo attualmente le persone sopra tra i 55 e i 60 grosso modo, d'accordo? Quindi può essere magari qualche vostro insegnante o qualche vostro genitore, mi rivolgo pensando di avere appunto più ragazzi davanti a me, ed è stata quella generazione che ha visto i grandi cambiamenti culturali, d'accordo? Quindi immaginate una generazione che esce da una guerra, che vede una ricrescita, una rinascita di un paese, è definita la vera generazione del cambiamento, per cui in quegli anni, diciamo così, viene strutturato tutto quello che è un nuovo assetto sociale, economico, culturale, no? Per cui molto vivace anche da un punto di vista proprio di cambiamenti in questo senso. Fin da piccoli sono bambini che si danno da fare, per cui non hanno paura di rimboccarsi le maniche e di affrontare la vita, perché come dire, arrivano o hanno dei genitori che insomma sono stati probabilmente anche in una situazione molto difficile, come può essere quella della guerra. Cominciano a fare amicizia con le tecnologie, ma è una tecnologia che è impostata molto su quella che è una innovazione di tipo meccanica, quindi lontanissimi ovviamente quello che possono essere i computer, ad esempio, però da lì comincia ad esserci un'evoluzione importante da un punto di vista tecnologico. Provando a mettervi delle immagini, un diciamo leader nato in questi anni, lo conoscete bene, è stato presidente appunto degli Stati Uniti, Barack Obama,
e uno dei giochi più, come dire, fatti, conosciuti in quegli anni era questo. Forse qualche nonno, qualche genitore magari vi racconta di questo gioco che era la campana, così definita. Lisa, io Sì. sono una baby boomers, quindi, Ok, quindi se qualcuno dopo stai vuole là. intervistarmi, sono anche una Sei baby là. boomers, in mezzo però, in mezzo. Cioè, esatto, esatto. Poi abbiamo una generazione X, o cosiddetta anche generazione perduta, i nati tra appunto il 65 e l'80, hanno già una forte consapevolezza di aver avuto meno possibilità dei precedenti, per cui, come dire, vivono un po' la coda del cambiamento e del successo rispetto ai precedenti. Imparano a conoscere la disoccupazione e anche la parola divorzio, che ad esempio fino a quel momento insomma poco se ne parlava, ecco, in questo senso. Il cambiamento è una necessità più che un valore, per cui cominciano a farsi delle domande, soprattutto da un punto di vista professionale, per cui sì, vero il posto fisso, ma probabilmente c'è anche qualcos'altro o devo industriarmi per cercare qualcos'altro. Tra i nati, insomma, famosi, ho scelto questa attrice a mio avviso molto, molto brava, e tra i giochi più, come dire, gettonati c'era appunto questa maglieria magica. Anche qui, se avete qualche nonno, qualche genitore, chiedete, magari ve la tira fuori da qualche cantina o da qualche soffitta. Generazione Y o i cosiddetti millennials è la generazione della quale fino a questo momento si è scritto di più, quindi si conosce meglio fino a questo momento storico, diciamo così. È appunto la comunicazione, è la generazione più scritta in questo momento, ma anche la più stereotipata. Ok, stereotipata vuol dire, è vero che questa parola non dovrebbe avere accezione negativa o positiva, tendenzialmente però quando parliamo di stereotipo parliamo di qualcosa che è un po' un'etichetta, una macchietta, no? Qualcosa che non ci piace proprio avere addosso, di fatto appunto la più stereotipata proprio perché la più discussa è quella di cui si è scritto finora appunto di più. Cerca fortemente questa generazione un equilibrio tra vita e lavoro, quindi significa che è importantissimo lavorare, ma è anche importantissimo un equilibrio di vita. Investono molto sulla formazione, quindi sono persone che investono, credono nella formazione come un valore aggiunto, soprattutto da un punto di vista professionale. Cercano un'equità professionale che talvolta ancora manca, soprattutto ad un livello, come dire, di parità di genere, quindi sono argomenti, temi che come dire, stanno molto a cuore a questo tipo, a questa generazione, diciamo così, e infine cominciano a conoscere nuove forme di economia flessibile, contratti di lavoro che si scostano appunto da quello che può essere un contratto a tempo determinato, unico e puro, e così via. Conoscete tutti chi è appunto Zuckerberg, scusate, e ho messo questo perché mi fa sempre un po' di nostalgia. Questa è stata una delle prime idee geniali per fidelizzare, diciamo così, il cliente. Quindi la famosa raccolta dei bollini che si faceva era per incentivare chiaramente ad acquistare nuovamente gli stessi prodotti, per cui questo era sicuramente interessante. Arriviamo alla generazione Z, è la generazione così definita mai più senza rete. Molti di voi hanno risposto prima quando vi ho chiesto a quale generazione appartenete, quindi questa, ok? Quindi una generazione mai più senza rete significa che non avete mai conosciuto un'epoca dove la rete non c'era. Quindi siete nati con internet acceso sostanzialmente, cosa che a me e a Laura questo non è successo, per esempio, ok? Generazione, parlo con gli educatori, gli insegnanti, con la comunità educante che magari appunto ascolta, è la generazione delle nuove sfide educative. Quindi, come dire, dobbiamo cambiare i modelli, in un certo senso i paradigmi, no? Per poter, in parte quantomeno, o almeno la domanda ce la stiamo ponendo, no? Rispetto a questo. Quindi le nuove sfide educative significano anche nuovi modelli, nuovi paradigmi per
riuscire a dialogare con questa generazione. Siete molto pragmatici, molto concreti, la velocità è prediletta rispetto alla precisione, l'abbiamo vista prima, per cui in un nanosecondo siete riusciti a collegarvi e a rispondere, per cui insomma l'esempio ha dimostrato, diciamo, questo punto di forza sicuramente che può essere in voi, ed è la prima generazione in cui si parla di influencer, no? Per cui la rete permette di influenzare tutto quello che poi è aperto sulla rete stessa, quindi professioni che si orientano anche a altri nuovi modi di lavorare, altre nuove professioni che difficilmente le generazioni precedenti comprendono. Quindi è difficile per chi appartiene alla generazione X o ai baby boomers capire esattamente il valore in un certo senso dell'influencer. Parlo ovviamente di persona media, insomma, in questo senso. BeBeV è un esempio, insomma, direi anche di vita e di spessore, insomma, oltre a essere una grandissima campionessa. E di sicuro qualcuno di voi ha giocato, non so se esattamente a questo gioco, ma l'evoluzione per quanto riguarda e la ricerca nei videogiochi, diciamo così, è stata esponenziale, no? Per cui sembra davvero di vivere in un certo senso in un mondo irreale, ma talmente preciso, talmente perfetto che è facile immedesimarsi anche in quel mondo, in quel tipo di videogiochi appunto di altissima qualità. Arriviamo alla generazione alfa, per cui chi di voi avesse fratellini più piccoli che sono o figli magari più piccoli che sono alla primaria, arriviamo appunto a quella che è la Alpha Generation. Parlo di bambini nati dal 2011 in poi, quindi più grandi, hanno 9-10 anni, 9 anni grosso modo. Sono bambini che con moltissima probabilità hanno preso in mano prima un tablet di una penna o di un pennarello di un colore. Il termine famiglia per loro è un concetto molto ampio, per cui famiglia non significa solo mamma o papà, ma potrebbe voler dire anche altre figure di riferimento, non solo appunto i genitori in quanto tali. La parola d'ordine è condivisione per loro, per cui si sente molto parlare di questo. Se dialogate con un bambino, per esempio, della primaria o addirittura dell'asilo, il concetto di condivisione per loro è molto chiaro nel senso che è una parola che utilizzano molto, ecco, in questo senso. È la più veloce ad accedere alle informazioni, per cui hanno una rapidità veramente forte nell'accesso appunto a quelle che sono le informazioni. E vi racconto questo piccolo aneddoto. Ci sono bambini, ho avuto modo di stare per lavorare un pochino con una scuola dell'infanzia. I bambini più piccoli, se gli si proponeva un libricino di quelli, sapete, di cartone duro, tendenzialmente facevano così, per cui come se il libro dovesse rispondere con un tocco di dito, anziché girare la pagina, per esempio. E molto spesso può accadere, proprio per questo accesso alle informazioni, che comincino a leggere prima, quindi hanno questa caratteristica, se vogliamo, non è di giudizio ovviamente né bene né male, semplicemente questa tendenza a imparare a leggere un pochino prima. Saranno i decision maker del futuro sostanzialmente, quindi l'idea è che su questa generazione si stia ponendo molta attenzione da parte dei ricerche, interviste, analisi che piano piano si stanno conducendo. Vi ho messo una scheda, non la leggiamo, ma semplicemente per darvi un'idea, magari posso lasciarla, insomma, come infografico, lasciare il riferimento dove l'ho trovata. Fa una breve sintesi proprio attraverso infografiche, un po' di quelli che sono gli slang utilizzati da queste diverse generazioni,
per esempio le auto, no, che hanno caratterizzato quella generazione, la musica, come si ascoltava, per cui c'era il giradischi, poi la cassetta, il Walkman, l'iPod, Spotify, adesso c'è smart speaker per esempio, quindi la famosa Alexia, no, che ci risponde a casa, fa un po' riferimento a questo e così via, quindi solo per darvi qualche spunto di lettura. Sono cambiati moltissimo tra queste generazioni i valori legati alla vita e legati al lavoro. Ne prendo uno per tabella, che così lo guardiamo un pochino insieme, rispetto ai valori di vita, per esempio, ad esempio nella generazione Y, competenze, cultura, equilibrio, ad esempio vita e lavoro è un po' come dire, la spinta che traina, mentre rispetto ai valori la generazione X è più propensa al decido io per me, il lavoro di squadra può ostacolare a volte lo spirito imprenditoriale, fino ad arrivare ai baby boomer del chi sono io, cosa mi interessa davvero, l'integrità professionale, no? Quindi questo forte elemento di etica professionale che magari poi negli anni si è anche un po' perso, ma che nei baby boomers era fortissimo, cioè fatta la parola non serve firmare un contratto, ce lo siamo detti e lo portiamo avanti, questo era un po' lo stile in questo senso. E vado con l'ultimissima rispetto ai valori invece professionali, dove guardando un po' quello che può essere per esempio l'obiettivo di carriera, i millennials è costruire anche carriere parallele in questo senso, costruire per la generazione X anche carriere convertibili e per i boomers per esempio costruire una carriera brillante, quindi per loro non era un problema lavorare 18 ore al giorno. Adesso non è più questo l'ingaggio per le future generazioni, no? Lo stipendio, non solo diciamo lo stipendio, ma magari la possibilità di avere qualche opportunità in più, qualche possibilità di bilanciare maggiormente quello che può essere la vita e il lavoro. Chiudo così la mia presentazione, quindi lasciandovi un po' questo stimolo e poi magari ve la ricondivido la slide dove avete risposto, vediamo se c'è stata qualche... Stanno ancora rispondendo, però direi che la maggior parte appunto rientra nella generazione Z e nella generazione X, quindi nati tra il 65 e il 79. Presumo possano essere insegnanti magari che appunto stiano seguendo questo webinar insieme a noi. Mi fermo. Bene, grazie Elisa, anche a te. Io intanto ho visto, finché tu ti riprendi, 2 domande che ci ha girato la regia, sulle quali possiamo rispondere in parte io, in parte te, che sono: la prima domanda è: come fare in questo periodo della pandemia a orientarsi bene anche se non sono possibili open day? Credo sia una mamma che ha fatto questa domanda. Allora, io dico una cosa, poi tu Lisa mi completi su questa domanda. Okay. Sicuramente è un periodo dove gli open day diretti in presenza al momento non sono previsti, tant'è vero che noi come ufficio scolastico regionale a quei dirigenti che ci avevano chiesto se potevano magari con le misure di distanziamento eccetera accogliere direttamente degli alunni abbiamo detto no. Quindi no, per una questione di tutela, voi capite, di riduzione del numero dei contagi. Però tutti gli istituti si sono attrezzati con gli open day a distanza e quindi quello che stiamo facendo noi stamattina, cioè siamo presenti dalle nostre case o dalle nostre postazioni, ma siamo anche, come dire, reali, nel senso che nel momento in cui la scuola apre una finestra, seppur virtuale, vi può mostrare i laboratori concreti, vi può mostrare con una video, vi può illustrare il TOF. Quindi non avete la possibilità di entrare nelle classi come poteva essere nell'open day, diciamo, a pieno titolo, ma avete lo stesso tipo di servizio svolto a distanza. Quindi il suggerimento è
chi di voi è di Verona e avete partecipato al Salone dell'Orientamento, sapete che c'è la guida Le strade per il futuro, che è stata pubblicata anche quest'anno grazie alla Fondazione San Zeno, che è anche presente sul sito Plan Your Future, che chiederei alla regia di inserire, perché sia per i docenti, sia per i genitori, sia per gli studenti, in quel sito trovate tutti i suggerimenti e i percorsi ben impostati da un punto di vista neutro e scientifico per come intanto fare una prima selezione delle scuole di interesse. Una volta fatta la prima selezione, vi collegate coi siti delle scuole. Tutte le scuole hanno un sito, sia paritari sia statali, perché su Scuola in Chiaro ognuna è obbligata ad averlo, e sui siti troverete i giorni di Open Day. Tu invece con il COSP, Lisa, cosa fai a supporto di questo? Sì, dico questo appunto perché a supporto di quelle di orientamento, quindi integrando quello che diceva Laura, vi invito assolutamente a prendere contatti con le scuole, insomma consultando anche la guida di cui vi parlava, possiamo offrire delle attività di colloqui di orientamento individuali, quindi è possibile svolgere grazie anche al sostegno insomma di alcuni progetti che abbiamo in atto, insomma quindi orientativamente, itinera e così via, di poter fare anche un primo colloquio di orientamento gratuitamente. Per prendere tipo di attività è possibile contattarci attraverso il sito, quindi www.cosp.verona.it e attraverso un'email che è cosp@cosp.verona.it. Li scrivo, Michele, o se puoi fare tu. Magari Ok. nella chat che poi Michele Esatto, Sto facendo tutto. Perfetto. Quindi sì, è possibile prendere contatti anche con COSP per avere un supporto individuale in quello che può essere appunto un momento di indecisione, di dubbio o quantomeno anche solo per cercare di vedere, come diceva anche prima Laura, in maniera neutra quella che può essere appunto quelle che sono le opportunità di scelta. Quindi direi questo. Ecco, grazie Elisa. C'è una seconda domanda, forse un po' più rivolta a me, però eventualmente Sì, vai. poi valuti se tu aggiungere qualcosa, che è: ho sentito parlare di didattica per l'orientamento, vorrei avere qualche indicazione bibliografica. Intanto ringrazio molto Sardini Luisa, si chiama questa persona che ha fatto la domanda, perché mi fa una domanda proprio tecnica da docente interessata. Allora, sappia Luisa che non ci sono delle grandi pubblicazioni sulla didattica orientativa, ci sono molti articoli, ci sono le linee guida nazionali che facevano parte della mia seconda, diciamo, comunicazione. Abbiamo fatto io e Patrizia Nerma una pubblicazione breve con la Tecnodid, che era il consiglio orientativo, e su quella pubblicazione avevamo già inserito alcune sia spunti bibliografici sia alcuni suggerimenti proprio di didattica orientativa collegati al consiglio orientativo. C'è un libro che non è più recentissimo, che è Orientare e orientarsi nella scuola, pubblicato da Carrocci, che ripercorre un progetto ministeriale sul quale io avevo fatto parte del gruppo di ricerca proprio sulla didattica orientativa. Ma se lei va, per esempio, sempre sul sito Plan Your Future, c'è una sessione dedicata esclusivamente ai docenti di didattica orientativa, dove voi trovate unità di apprendimento costruite da insegnanti che negli anni hanno svolto con noi delle attività di formazione e che hanno messo a punto appunto dei possibili percorsi trasversali diciamo orientati proprio alla cosiddetta didattica orientativa, intendendo per didattica orientativa
delle attività che vanno a toccare più discipline, ma che sono mirate al fare in modo che ogni soggetto si conosca. Di fatto, se volete, quest'anno con l'educazione civica e l'introduzione dell'educazione civica a seguito della legge 92 del 2019, tutta questa questione, questa partita del conoscere e del conoscersi è dentro l'educazione civica, vero? Quindi, perché dico questo? Perché uno dei problemi nelle scuole è, oddio, come colloco una unità di apprendimento sulla didattica orientativa? Mi va oltre le discipline? No, il concetto è ogni disciplina intanto è orientativa e alcune unità di apprendimento pensate meglio a pianificare delle scelte. Per esempio, mi viene in mente questo come esempio: una scuola aveva fatto come unità di apprendimento come io scelgo un libro da leggere dalla biblioteca della scuola. Quali sono le azioni che io faccio per arrivare a scegliere un libro? Quindi in quel caso l'unità di apprendimento era gestita dai docenti di lettere e dai docenti di discipline scientifiche, ma la curvatura era legata ai processi di scelta, di decisione, che, se pensate, vanno a toccare qualsiasi disciplina. Ecco, quindi l'invito è a intanto guardarsi le linee guida del 2014 e del 2007 diciamo, del Ministero, perché già là c'è tutta una parte dedicata alla didattica orientativa, e soprattutto io direi la cosa più rapida è consultare il sito www.planyourfuture.com, è giusto? .com? .eu. Ecco, come prima cosa. Poi dalle slide che io pubblicherò, queste del webinar, sul sito di www.istruzioneveneto.gov.it, troverete delle altre indicazioni bibliografiche. Tu, Lisa, su questa domanda vuoi aggiungere qualcosa? No, ribadirei quello che hai detto tu, per cui anche per noi l'idea è sempre quella, come COSP, di lavorare sui temi dell'orientamento a scuola, ma integrati con tutto quello che poi viene già svolto a scuola, per cui vale sempre l'idea di un lavoro di gruppo, ecco, sull'orientamento, quindi dove sono coinvolti studenti, famiglie e insegnanti, la scuola stessa, ecco, in questo senso. Ecco, direi forse che tu, Lisa, con le scuole fornisci un valore aggiunto, nel senso che vi rendete disponibili come orientatori a fare gli esperti, diciamo, che possono anche entrare in unità di apprendimento mirate alla didattica orientativa, giusto? Quindi sì, potete essere contattati come valore aggiunto, diciamo, giusto? Sì, nel senso che negli anni poi l'idea è sempre stata quella di integrare quello che poteva essere apportato da COSP, ma all'interno di un progetto proprio realizzato con la scuola, insieme alla scuola, non c'è dubbio, certo. Sì, io concluderei su questa domanda perché è molto importante, cioè che la didattica orientativa è proprio mirata a sviluppare dei percorsi di attenzione da parte della scuola verso gli alunni, perché si conoscano, perché molto spesso i ragazzini, parliamo in questo caso alle secondarie di primo grado, quindi 13-14 anni, non si conoscono ancora bene, nel senso che la maggioranza di loro hanno tanti interessi, ma anche nessuno in particolare, al di là delle caratteristiche generazionali che abbiamo visto molto diverse dalle nostre da adulti, perché noi siamo, come dire, appartenenti ad un altro gruppo generazionale, come è normale che sia, e quindi facciamo anche più fatica probabilmente a intercettare meglio i loro interessi che risentono anche, come ci ha detto giustamente Lisa, dell'ambiente e del periodo generazionale in cui sono collocati. Quindi questi percorsi sono veramente molto rilevanti perché permettono a loro stessi e a voi docenti di scoprire le caratteristiche dei ragazzi. Perché uno, se scopre chi è, che cosa, quali sono i propri interessi, ha più elementi concreti e reali per fare una scelta, anche, io dico, difforme a ciò che i genitori magari veicolano. Perché scegliere per se stessi è la cosa più difficile in modo libero da condizionamenti, e dico questo perché mi è capitato nella mia esperienza professionale, qui parlo ai ragazzi presenti ma anche ai docenti, che per esempio a 16 anni, non ne abbiamo parlato ma qui voglio parlarne, a 16 anni io dico c'è una
ulteriore scelta che io la chiamerei la scelta nascosta, cioè la prima e la seconda, ma per me la seconda scelta nascosta è quella del 16° anno di età, 15-16 anni, dove gli studenti si domandano: ma perché cavolo sono al liceo? O perché cavolo sono all'istituto tecnico? Ma perché sto facendo questa scuola qui che a me proprio non mi dice niente? Perché a 16 anni o a 15, dipende ognuno da com'è, uno si domanda: ma per chi studio e per che cosa mi serve? La domanda cruciale si fa a quell'età lì e non a 14. Allora, se io ho dentro di me una conoscenza reale di ciò che sono, mi posso rispondere: beh, sto facendo il liceo perché mi interessa andare a studiare un po' più avanti. Quando finirò il liceo, intanto mi oriento e cerco di capire qual è il settore che mi interessa. E questi sono tanti che si danno questa risposta e procedono. C'è chi dice: no, io ho fatto questa scelta perché sono andato con il mio amico o la mia amica del cuore. Qualche ragazza mi diceva: ho scelto quella scuola lì perché c'era mia amorosa, ecco, tanto per dire. E questo può essere anche un bel motivo, ma poi mi ha anche detto: mi sono mollato con l'amorosa e quindi adesso voglio cambiare scuola perché non era quella che avevo scelto. Ecco, dico anche delle cose simpatiche, ma le ho proprio sentite io. Oppure dice: io ho scelto così perché me l'ha detto mia mamma o me l'ha detto mio papà, ma non è quello che voglio fare. Io ho trovato ragazze che erano iscritte al liceo e poi hanno detto: io voglio fare l'estetista, per esempio, la parrucchiera, e hanno fatto la scelta controcorrente, contro il volere dei genitori a 16 anni d'età. E poi si sono aperte dei centri estetici, per esempio, e sono ragazze soddisfatte. Faccio degli esempi di storie che ho incrociato positive. E quindi la scuola, torno alla scuola adesso, come la famiglia del resto, abbiamo proprio come adulti, insomma, il compito di fornire una funzione di specchio a questi ragazzi, dire: funzioni così, funzioni colà. È più facile che lo faccia la scuola perché non ha, diciamo, questo investimento affettivo che ha invece la famiglia. Ecco. Mi sono accalorata, vero Lisa? Ma perché penso che questo ragionamento per i nostri generazione Z che ci stanno ascoltando, per eventuali genitori e docenti, possa essere un sale utile. Ecco, non so tu se vuoi concludere con qualche considerazione, perché siamo pronti per la Sì, chiusura fra in 5 minuti. chiusura, esatto. No, io volevo semplicemente, vedevo un'altra domanda per Nicole, ma magari possiamo rispondere lasciando lei qualche riferimento. Se puoi lasciare sempre una mail, Michele, per favore, quella di COSP, che chiede in quanto studente come faccio a orientarmi nei percorsi da scegliere verso l'università. Ecco, risponderei, ma solo perché non c'è tempo in questo momento, di poter scrivere, perché vale lo stesso discorso anche per i ragazzi che sono in procinto di uscire dalla scuola superiore, di poter fare comunque delle attività di orientamento individuale gratuitamente, con un servizio che abbiamo attivo da 5 anni con l'Università di Verona. Per cui pregherei Nicolo, chi fosse interessato, insomma, all'orientamento universitario, di eventualmente poterci scrivere. Riesco a rispondere velocemente così, appunto perché siamo in chiusura. Io ringrazio tantissimo Laura Donà per avermi dato l'opportunità, insomma, di poter dare... Sì, no, io mi pare, non so, Michele, mi senti? Sì, un po', ma andiamo pure in chiusura, dai. Ok, io appunto dicevo, ringrazio Laura Donà per avermi dato questa possibilità, insomma, di fare una chiacchierata insieme a lei sulla scelta, e ci tenevo molto, insomma, a presentare proprio quelle che erano le diversità generazionali, perché a mio avviso possono essere delle chiavi di lettura, ecco, in questo senso, sia per gli insegnanti ma anche per gli stessi ragazzi, che magari riescono a ritrovarsi anche o ad orientarsi cercando di conoscersi maggiormente, no? Per cui questo era un po' l'intento, direi. Bene, allora se la regia è d'accordo possiamo chiudere il webinar. Vi ringraziamo per la presenza, vi ringraziamo sia io che Lisa, insomma, speriamo di esservi stati
utili, e poi appunto vedremo le mie slide, poi non so le tue, Elisa, dove le potrai collocare, oppure me le mandi e le mettiamo noi come ufficio scolastico, se sei d'accordo. Ecco. Va bene, va benissimo, va bene? sì, va bene. Alla regia chiediamo se possiamo chiudere. Chiudiamo pure, grazie. Va bene, perfetto. Allora, buon pranzo e buon job. Ok. Grazie.